finalmente venerdì! Sì! Noi si parte, altro weekend fuori porta, non sappiamo ancora benissimo dove, Adesso intanto scopriremo. partiamo. Ciao! You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. Buongiorno! Ciao! Ci troviamo nei Colli Berici, in Riviera Berica, nello specifico ad Arcugnano, provincia di Vicenza, e siamo al lago di Fimon. Siamo arrivati ieri sera, notte tranquilla, parcheggio senza servizi, nessun prezzo. Ci troviamo 10 km a sud di Vicenza, quindi buona meta anche per chi vuole visitare la città di Vicenza e poi magari trasferirsi in una zona molto tranquilla. Stamattina risveglio muscolare con giretto del lago che vi facciamo vedere. A dopo. Butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, oh,
Altro parcheggio dove potersi mettere col camper è questo qua alle mie spalle. È un po' più silenzioso e tranquillo dell'altro. La vista frontale, eccola qua, molto carino anche qui. Di recente è stata ultimata questa passerella qua che completa quindi l'anello del Giro del Lago. Quasi finito il giro dell'anello del lago, ci sono parecchie passeggiate da fare, parecchi sentieri, parecchi percorsi, sia a piedi sia per bicicletta o e-bike. Vi facciamo vedere adesso il parcheggio dove abbiamo sostato noi e vi lasciamo in descrizione le posizioni di dove abbiamo parcheggiato e dell'altro parcheggio che avete visto prima. Niente, comunque sosta consigliata e tranquillità, un po' trafficato però vabbè. Noi abbiamo parcheggiato proprio qua, c'è un ristorante lì dietro, adesso il bar è aperto, questa notte siamo stati tranquillissimi e la vista stamattina è questa qua. Vi lasciamo, come detto, gli indirizzi, vi lascio anche la posizione dell'area sosta per visitare Vicenza, se volete visitare la città. Si trova circa un quarto d'ora da qui, quindi c'è la possibilità di fare anche tutti e due i posti in un weekend, insomma. Detto questo, alla prossima e buoni chilometri a tutti quanti. Ciao!